Un'altra domenica mattina sto usando un burro cacao che mi ha distrutto tutto, perché poi il burro cacao lo metto tutto intorno, no? Il burro cacao qua che avevo trovato nel calendario dell'avvento di Top Farmacia, Dermovitamina Calmilene. No, per me non va bene. Adesso mi tocca mettere l'altro perché questo qua proprio a me mi ha rovinata. Mi ha proprio rovinata. Allora, domenica mattina io vorrei andare questa mattina a camminare, però sono già le 9:30, devo ancora fare colazione, perché prima di tutto ho sistemato la casa, prima di tutto, quello che c'era da fare, ho cambiato le immondizie, cos'è che ho fatto? Ho steso di fuori le lenzuola, di là c'è la lavasciuga che va, invece l'avevo programmata ieri sera, quindi quella si arrangia. E vorrei cambiare lenzuola, però al momento ho semplicemente aperto le finestre e basta. Volevo lavare anche il copripiumino, ma al momento non ho tolto niente, è tutto ancora così. Basta. Adesso chiudo e se ne riparlerà dopo. Intanto devo fare colazione e vorrei proprio andare a camminare di mattina questa volta, visto che sono a casa, perché così non che me la tolgo di mezzo, ma così ho tempo per fare altro il pomeriggio. Questo qua mi piace molto. Mia mamma mi aveva detto che lo consigliavano sui social, no? Tempo fa, ancora mesi fa. E allora avevo provato a prenderlo e questa è la seconda volta che lo compro, perché io uso sia questo qua, che quando lo trovo, dove lo trovo, lo lascio qua perché è la giornata vomito di Pippo. E uso anche questo, il Lisoform per bambini. E mi piacciono anche quei disinfettanti che hanno il profumo di limone. Questo non ha quello al limone. Qua in questa casa non può non esserci lo spray disinfettante con dei gatti. Se non ci fossero i gatti pulirei con un multisuperficie normale, ma con i gatti meglio disinfettare ogni giorno tutto. Boh, ieri sera mi sono messa a creare e ho fatto, no, non posso mica vederlo sto rialzamento, e ho fatto degli orecchini, una coppia per me, sempre per me, li sto facendo tutti per me. Sto un po' testando di nuovo le mie abilità. Beh, i primi che ho fatto li ho disfatti, i primi proprio, perché poi non riuscivo più ad andare avanti, perché non mi ricordavo più i passaggi per fare il secondo, e quindi niente. Poi ne ho fatti di altri e li ho indossati ieri, e ieri sera me ne sono creati altri, che però sono un po' più estivi secondo me, perché sono sul tono azzurro, verde acqua. Comunque, magari in questo video vi faccio vedere le perline che ho comprato, perché non vado a fare un video a parte, inserisco tutto in questi vlog. E quindi vi farò, visto che mi sono arrivati da un po' ormai. Ah, volevo fare la tinta, ecco cosa devo fare. Cioè qua non si vedono neanche. Sono talmente chiari, ho tanti peli bianchi, per cui non si vedono, no, sono bianchi. Perché oggi è un azzardo camminare di mattina, perché ci sono dei tratti dove c'è ghiaccio per terra, un velo leggero leggero, infatti devo stare attenta, perché ogni passo dove c'è ombra rischio di scivolare. Ok, perché cammino veloce, se camminassi piano no, ma camminando veloce sto correndo un po' di rischi. Sto correndo e c'è uno che corre. Dovrei essere a 6 km, se non sbaglio, dovrei essere a 6 km. Vorrei farne 7, io vorrei arrivare alla cava dove c'è
per chi un po' conosce la zona, Calcestruzzi, Dolomiti, alla fine di San Vito di Cadore, ecco, andando verso Cortina da un pezzo. Vorrei arrivare fino a là e quindi credo che 7 km ci siano e poi tornare indietro. Non voglio aggiungere altro, già è tanto. Allora ragazzi, adesso io riparto, sono quasi le 11:30, ho allungato di molto, ho fatto 7 km e 35, quindi io adesso devo ripartire e tornare verso casa, e che mi sono fermata su questa panchina un po' per riposarmi un attimo, per ascoltare dei messaggi e rispondere, quindi adesso riparto, solo che ho già dei dolorini perché sono stata ferma, no? Mi sono raffreddata un attimo le articolazioni. Non avrei dovuto fermarmi. Spero si senta bene perché c'è aria adesso tornando indietro. Adesso l'aria contro, quindi non è tanto piacevole. E mi sto tirando giù la maglia perché si è tutta la felpa sotto. Ecco. E comunque ho avuto caldo oggi, anche con questa giacchina. Forse non avrei dovuto mettere la dolce vita, probabilmente, perché ho avuto tanto caldo. Però adesso tornando indietro ho l'aria fredda contro e quindi ci sta, dai, di essere vestita così. La sciarpa ho fatto bene a non mettere quella più grossa. 7 km 35, quindi almeno un 14 km e mezzo li farò, dai, oggi. E poi basta, pomeriggio riposo totale. Sono contenta, mi fa proprio stare bene camminare, tantissimo. Mi mancava molto avere, anche questo può essere considerato un hobby, una passione, ecco, mi mancava questa cosa e quindi sono felice di aver ripreso anche questo. Magari vi farò un video a parte sulla camminata, tanto vi saluto perché devo aumentare il ritmo, la velocità, e ci aggiorniamo o pomeriggio o domani. Sono tornata a casa, è 12:30, sono seduta qua da qualche minuto, adesso entro. E allora ho fatto, adesso vi giro, vi faccio vedere l'orologio come sempre. 14 km 10, 2 ore e 12, 9 minuti e 23 per 1 chilometro in media, insomma. 3 e 9 aerobico, e ci starò un po' di più a recuperare, infatti 33 ore, infatti tutto oggi pomeriggio, tutto domani non andrò a camminare in teoria, e se andrò domani andrò e farò una cosa breve, semplice, magari il giro qua in paese e basta, perché comunque devono riposarsi i muscoli, le articolazioni, tutto. E credo mi prenderò un occhi adesso perché ho dolori alle anche, più i muscoli no sinceramente, ma le anche sì. Io non so se lo sapete, chi di voi lo sa, ma ho sicuramente l'artrosi all'anca destra, sebbene all'inizio comunque ce l'ho, quindi i miei dolori sono dovuti a quello, ecco. Quindi è un bene camminare perché comunque le articolazioni hanno bisogno del movimento, perché più si sta fermi più peggiora la situazione come dolori. Per quello continuo anche, ho provato a iniziare di nuovo questa cosa del camminare per vedere se si risolve un po' la situazione dei dolori, ecco. Per il momento il corpo sta reagendo abbastanza bene, devo dire, a parte i dolori alle anche, ma quelli purtroppo ci sono. Comunque è bellissimo oggi, veramente. C'è un clima stupendo, ma non lo so, veramente sembra marzo-aprile, davvero bello. Basta, io per oggi ho dato, adesso riposo
assoluto pomeriggio, visto che c'è un bel sole potrei mettermi di fuori in poggiolo, rilassarmi o andare a fare un giro o cambiare le lenzuola. Va bene, dai, vado, ci sentiamo, ci aggiorniamo.